Buongiorno e buona domenica, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Il caso della Mare Ionio, prima aggredita in mare dai militari libici, poi multata e fermata dalle autorità italiane, l'ONG accusa il governo, protestano anche le opposizioni. Emergenza idrica in Sicilia, nell'isola acqua razionata già in 142 comuni. Il presidente Schifani pensa ad una task force in vista dell'estate. Ad Agrigento cittadini in fila con i bidoni davanti alla fontana. Weekend di passione per gli automobilisti siciliani, ancora tanti cantieri aperti in autostrada, i maggiori disagi sulla Catania-Messina e sulla Messina-Palermo. L'Etna signora degli anelli, il vulcano regala un nuovo spettacolo generato dalla combinazione tra rapido rilascio di gas e forma della bocca del nuovo cratere. La Sicilia abbraccia il Giappone, mostra dal sapore orientale alla Zisa di Palermo, un'immersione nella cultura giapponese tra tradizione e modernità. Calcio, solo un punto per il Palermo del nuovo tecnico Magnani, finisce 2-2 contro la Samp. In Serie C oggi sfide determinanti in chiave salvezza per Catania e Messina che sfideranno Francavilla e Monterosi. Lo avete sentito in apertura, il caso della Mare Ionio, fermo e multa per la nave ONG dopo gli spari dei libici, attaccano PD e AVS. Intanto a Lampedusa proseguono gli sbarchi. Eva Spampinato. Giorni difficili per la Mare Ionio dopo il rischioso intervento di soccorso di 56 migranti giovedì scorso in acque internazionali. Prima presa di mira a colpi di mitra dai militari libici in mezzo al mare, poi giunta in porto a Pozzallo, multata e fermata dalle autorità italiane. Ci sono anche stati interrogatori all'equipaggio. Il capomissione della ONG Mediterranea trova assurda l'accusa di aver creato il pericolo per la vita umana durante l'operazione. Nella ricostruzione della ONG, che ha anche postato alcuni filmati di quanto avvenuto, la Mare Ionio è intervenuta giovedì pomeriggio per aiutare un'imbarcazione sovraffollata col motore in avaria. Il rescue team della nave stava distribuendo i giubbotti di salvataggio alle persone sulla barca quando è arrivata la motovedetta della Guardia Costiera libica che ha intimato alla Mare Ionio di allontanarsi. Al rifiuto opposto hanno sparato raffiche di mitragliatori in aria, provocando il panico tra le persone sull'imbarcazione in difficoltà e anche tra quelle sulla stessa motovedetta, spiega Mediterranea, aggiungendo che i libici percuotevano con fruste e bastoni le persone a bordo. Una volta giunta a Pozzallo, la nave è stata bloccata e multata. Il secondo stop in pochi mesi per la nave di Mediterranea. Attaccano PD e Alleanza Verdi di Sinistra, invece di perseguire chi spara contro dei naufraghi e chi, come è stato documentato dalla ONG, frusta degli esseri umani sulle imbarcazioni regalate e finanziate dal governo italiano, rilevano, si accaniscono contro chi salva le vite. Intanto 3 barche con a bordo 104 persone sono state soccorse al largo di Lampedusa. I migranti partiti dalla Libia e dalla Tunisia sono stati intercettati dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di Finanza. Crisi idrica ed emergenza siccità in Sicilia. La regione chiede l'aiuto dell'esercito per la prossima estate. Sono già 142 i comuni su 391 dove sono state ridotte le forniture di acqua potabile per la popolazione. Il presidente Schifani annuncia una task force. Francesco Triolo. L'estate deve ancora arrivare, ma in Sicilia è già allarme siccità per la scarsità delle piogge, tanto che la Regione è pronta a costituire una task force ristretta, snella ed operativa, coordinata dal Presidente Renato Schifani, per adottare tutti i provvedimenti necessari per scongiurare gravi danni e superare, anche con l'aiuto del Governo nazionale, le criticità legate alla carenza d'acqua. Il prezzo della crisi infatti è salato. Solo per gli interventi definiti prioritari, l'autorità di bacino del distretto idrografico dell'isola ha stimato che servono investimenti per 720 milioni di euro, 130 milioni per le misure a breve termine e 590 per quelle a medio termine. Servono nuove interconnessioni, adduttori, nuove risorse idriche per uso potabile come dissalatori fissi, pozzi e sorgenti ed anche campagne di informazione e sensibilizzazione al risparmio idrico. La Regione ha predisposto un vademecum su come risparmiare acqua mentre le aziende acquedotto diminuiscono la portata della rete di distribuzione.
Sono già 142 su 391 i comuni dove sono state ridotte le forniture di acqua potabile per la popolazione, contromisure legate anche alla richiesta di emergenza e di riconoscimento di calamità naturale, con la Regione che ha chiesto anche l'invio delle forze armate per poter usare dissalatori da campo del Genio militare e navi cisterna della Marina per i rifornimenti. I dati dei servizi meteorologici parlano di un mese di marzo fra i più caldi ed asciutti degli ultimi 30 anni e le previsioni di pioggia dei prossimi mesi, basate sull'osservazione delle medie mensili degli anni passati, non appaiono sufficienti a mitigare la siccità. E ad Agrigento, capitale della cultura, nel 2025 i cittadini in coda alla fontana per fare scorta di acqua potabile. Davide Sardo. Da settimane che non arriva l'acqua e di conseguenza uno si procura qua di venire a riempire l'acqua qua a Banamorone finché corre il rubinetto, dopo di ciò non lo sappiamo come va a finire. Si aggrava l'emergenza idrica ad Agrigento e le prospettive volgono al peggio in prossimità della stagione estiva e della perdurante siccità. La distribuzione è stata ridotta drasticamente, un turno a settimana per poche ore. Impazzano le autobotti private con prezzi schizzati alle stelle. Tanti cittadini sono costretti in coda innanzi alla storica fontana di Bonamorone, bidoni e bottiglie. Anche lei è costretto a riempire i bidoni? Purtroppo sì, per le necessità di cucinare, perché l'acqua che arriva nelle tane nelle case, nelle abitazioni purtroppo è quella che è. Non è più come prima che davano martedì, giovedì e sabato, ora la danno 2 volte alla settimana, 1 volta alla settimana e io la vengo a riempire qua da 40 e rotti anni, perché questa è l'unica fontana rimasta di Agrigento, una cosa vergognosa, mentre una volta, 50 anni fa mi ricordo, ce n'erano almeno 7-8, perché qua sotto è tutto acqua. Lei ha appena riempito l'acqua alla fontana di Bonamorone, perché? Per cucinare e per bere. La crisi idrica c'è stata sempre ad Agrigento purtroppo e quindi siamo costretti o a comprarla l'acqua o a pagarla troppo cara, però purtroppo la situazione è questa e ci dobbiamo adattare, con difficoltà comunque. E intanto è iniziato un weekend di passione per gli automobilisti siciliani. Sono ancora tanti i cantieri aperti in autostrada, i disagi maggiori sulla Catania-Messina e sulla Messina-Palermo. Vediamo. Il primo weekend difficile della primavera per molti automobilisti siciliani, perché archiviata la Pasqua sulle autostrade inizierà un periodo intenso di particolare disagio. Sono scattati i lavori per la manutenzione straordinaria delle gallerie di Tormine e Giardini, con la chiusura al traffico veicolare della carreggiata di Monte in direzione Catania e l'istituzione del doppio senso di circolazione in quella di Valle in direzione Messina. Una decisione, quella del Consorzio Autostrade, che era stata programmata inizialmente sino al 1 giugno, ma che ha sollevato non poche polemiche, soprattutto tra gli amministratori della Riviera Ionica. Il Consorzio Autostrade Siciliane allora ha deciso di sospendere i lavori il 23 aprile a ridosso del Ponte della Liberazione del 1 maggio e poi riprenderli a conclusione della stagione estiva. Questo per non appesantire il traffico in uno dei periodi con il più alto tasso di percorrenza. Dal 24 aprile quindi sarà nuovamente possibile utilizzare la rampa di accesso dello svincolo di Taormina per prendere l'autostrada in direzione Catania. Intanto però da lunedì e proprio sino al 23 aprile avverrà la parzializzazione della carreggiata in diversi punti delle tratte autostradali, sia della Messina-Catania che della Messina-Palermo, per permettere la prosecuzione dei lavori di implementazione dei dispositivi informativi alle barriere nei caselli della A20 e della A18. Inoltre partiranno i lavori per la pose e l'installazione di nuovi pali e corpi illuminanti per lo svincolo di Rometta. Da lunedì a martedì, dalle 9 alle 17, verrà chiuso lo svincolo di Rometta in uscita per i veicoli in transito in entrambe le direzioni di marcia. Dal 10 all'11 aprile lo svincolo di Rometta sarà chiuso in entrata. E adesso parliamo dell'Etna. Prosegue senza sosta l'attività del vulcano, e del più grande, anzi vulcano attivo d'Europa. Da mercoledì infatti sono visibili in cielo degli spettacolari anelli di fumo, gli anelli di vortice vulcanico, che sono un fenomeno raro generato dalla combinazione del rapido rilascio di gas e della forma della bocca, fuoriescono da un nuovo cratere che si è aperto martedì sulla sommità dell'Etna. Boris Benke, vulcanologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di
Catania, ha spiegato in un post su Facebook che nessun vulcano sulla Terra produce tanti anelli di vapore quanto l'Etna. E adesso cambiamo argomento, pugno duro della polizia municipale a Siracusa. In via Malta infatti da qualche giorno sono state installate delle telecamere contro chi passa dalla corsia preferenziale senza autorizzazione e sono più di 100 le multe in pochi giorni. Francesco Aloi. Le telecamere contro i furbetti della preferenziale. Siamo in via Malta a Siracusa. Questa è la strada che porta ad Ortigia. Nelle ore di punta c'è molto traffico, così per evitare le code c'è chi passa da qui. In pochissimi giorni più di 120 multe. Transitando su questa corsia riservata a bus, taxi e mezzi autorizzati, viene multato anche chi non è in regola con assicurazione o revisione. Tra i sanzionati 1 su 3 non lo era. Ma le multe che si potrebbero fare sono centinaia e centinaia. Nei primi giorni dall'entrata in funzione dei controlli, la municipale è stata clemente, ma ora arriva il pugno duro. Se andate a Ortigia, quindi attenzione, rispettate le regole perché la multa è dietro l'angolo e non solo per questo. E adesso in Giappone con la 9ª edizione della Kermesse, la Sicilia abbraccia il Giappone in scena a Palermo, un'immersione nella cultura appunto giapponese, un viaggio tra tradizione e modernità. Vediamo. Sicilia e Giappone mai così vicine grazie alla 9ª edizione di una mostra interamente dal sapore orientale. Cantieri culturali alla Zisa di Palermo. In questi giorni va in scena La Sicilia abbraccia il Giappone, un'immersione nella cultura giapponese, un viaggio tra tradizione e modernità. Un programma ricco di emozioni, dimostrazioni di ken, spada, in armatura samurai, vestizione del kimono, cerimonia del tè e poi rappresentazioni di Aikido. Abbiamo riprodotto parte di quella che è la tradizione giapponese in un'arte marziale chiamata Aikido. Nello specifico abbiamo fatto alcuni movimenti, tecniche e anche riprodotto qualcosa di tradizionale che riguarda l'Aikijo, cioè l'uso del bastone tradizionale giapponese, da non confondere con quello da karate che è leggermente più lungo, applicato all'Aikido che invece riproporremo domani in forma tradizionale a mani nude. In Sicilia tantissimi sono gli appassionati dell'Aikido. In Sicilia tra le varie scuole appartenenti a varie federazioni, associazioni culturali e quant'altro sfioriamo oltre i 500.000. Da palermitano, per quanto possa sembrare assurdo, l'Oriente mi ha sempre affascinato tanto e le tradizioni millenarie del Giappone sono bellissime, quindi per me praticare Aikido è stare a contatto con la cultura giapponese ed è un'esperienza incredibile. Fino al 14 aprile a Catania va in scena la commedia Pensaci Giacomino di Pirandello con Pippo Pattavina. L'attore catanese in scena è Agostino Toti. Il suo è un personaggio contro il perbenismo. Lo ha incontrato Giusy Lazzara. C'è tutto Pirandello nella pièce teatrale Pensaci Giacomino. L'amore, la voglia di sfidare le convenzioni dei ben pensanti e la follia che vuol dire estro. Tutto questo racconta lo spettacolo per la regia di Guglielmo Ferro con protagonista l'attore catanese Pippo Pattavina, per la prima volta nei panni di Agostino Toti, un anziano professore. Lui è contro la società perbenista. Lui prende all'inizio il disegno che concepisce è quello di voler prendere moglie giovane per fregare il governo praticamente, per costringere il governo a pagare la pensione non solo a lui ma anche alla moglie per altri 50 anni dopo la sua morte, a vita praticamente. Questa è la sua forma di vendetta. Poi infatti sposa questa ragazzina che è rimasta incinta da questo Giacomino
ma la sposa non per pietà, la sposa per amore paterno, per tante cose. Si va oltre la storia. Alla fine l'amore trionfa e tutti sono felici e contenti. Ecco, da questo punto di vista è uno spettacolo molto bello e io non vedo l'ora tutte le sere di andarmene al teatro, uscire di casa per andare a indossare i costumi del professor Agostino Toti, che mi diverte da morire. Lo spettacolo al Teatro ABC di Catania sarà in scena fino al 14 di aprile. E noi ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco con un'ampia pagina di sport dedicata al calcio. A tra poco. Ancora ben trovati, seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio. In Serie B è finita 2-2 al Barbera tra Palermo e Sampdoria. Esordio agrodolce per il nuovo tecnico Mignani, rosanero, che restano al 6° posto in classifica. Marco Gullà. Cambia l'allenatore, ma per il Palermo non arriva la tanto agognata vittoria. Al Barbera contro la Sampdoria finisce 2-2. Michele Mignani ha cambiato abito e rosanero, difesa a 3 e 2 punte. La musica però è apparsa ancora stonata. Palermo con troppe imprecisioni a centrocampo e soprattutto poco reattivo in difesa, pari giusto per quello visto in campo. Dopo alcuni minuti di equilibrio la partita si stappa. Al 20° Leoni approfitta di una dormita della difesa rosanero e uccella tutti mettendo alle spalle di Pigliacelli per il vantaggio della Sampdoria. La replica del Palermo è però immediata. Brunori si incugna sulla sinistra e viene messo giù. È calcio di rigore. Il 9 del Palermo è implacabile e pareggia 1-1. Adesso la partita è bella, emozionante. Dopo 4 minuti al 27° Stulaz in mezzo. Segre per Mancuso che immischia, torna al gol e fa 2-1. Esplode il Barbera. La formazione rosanero chiude il primo tempo tra gli applausi. Mignani soddisfatto. Ripresa, si riparte con ritmi alti. La Samp prova a riprenderla, il Palermo si difende al 61°, arriva il pareggio dei blu cerchiati. Guardate cosa si inventa Darbo, tracciante da fuori area e palla all'angolino. Che gol, 2-2. Mignani intanto mette dentro Soleri al posto di Mancuso, 77°, occasionissima Palermo. Di Mariano converge, tira, incrocio dei pali. Sfortunati i siciliani. Finisce così 2-2, Palermo che non riesce più a vincere. E adesso la Serie C con il Catania che cerca conferme in trasferta dopo il successo in Coppa Italia. Oggi alle 18:30 impegno cruciale in casa della Virtus Francavilla. Zeoli ripropone la difesa a 3. Marco Carli. Siamo consapevoli che domenica è una partita che ci deve dare delle certezze. Ecco a cosa può servire la Coppa Italia. Oltre ad aver messo un trofeo importante in bacheche, i rossazzurri cercano conferme. Tradotto, lo stesso spirito che li ha spinti col Padova nel ritorno della finale. In campionato, soprattutto nel girone di ritorno, e in trasferta non è successo mai. Come nella partita di Torre del Greco, gara che l'allenatore del Catania accosta a quella di Francavilla. Ma contro i pugliesi chiede ovviamente un approccio diverso, anche perché la Virtus sull'angusto campo di casa ha da sempre conquistato la maggior parte dei punti. Una squadra che ha fatto in casa un ruolino di marcia importante nelle ultime 6 partite, non ha subito gol, ha fatto 12 punti. Viene da una sconfitta in un derby, però è una squadra che è un po' in casa fa un tipo di partita e fuori casa forse ha avuto qualche problemino. In porta andrà Albertoni, vista la squalifica di Furlan. In attacco Costantino, dato le condizioni di Cianci, non al meglio dopo il pestone subito da Dellicarri nel corso della finale. Monaco invece è recuperato. A centrocampo torna a disposizione Welbeck che rende Quaini pronto sia per la mediana che per il reparto arretrato, con la conferma dello schieramento a 3. Virtus Francavilla Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, 3 ore live che cominceranno mezz'ora prima del calcio d'inizio, collegamenti, contributi da studio, interazione con il pubblico da casa e alla fine le interviste ai protagonisti. Partita fondamentale in chiave salvezza per il Messina che oggi al Francoscoglio riceve il Monterosi. Assenti gli squalificati Emmausso e Polito, convocati Lia e Ortisi. Sergio Colosi. 3 punti per nulla banali. Oggi il Messina può quasi chiudere il discorso salvezza oppure complicarlo. A sua volta il Monterosi, in considerazione del ritardo accumulato da chi lo precede, ha l'obiettivo massimo di raggiungere i play-out. Quanto basta per un pomeriggio di alta tensione al Francoscoglio, con i giallorossi che non vincono da 36 giorni e i laziali in ripresa ma penultimi e staccati dalle dirette concorrenti. Senza gli squalificati Emmausso e Polito, nella lista dei 24
4 convocati ci sono Lee e Ortisi, reduci da infortuni. Modica propone il 4-3-3 con Fumagalli in porta, bucato 7 volte nelle ultime 2 gare. In difesa tornano Manetta e Pacciardi centrali, con Salve e Dumbravano ai lati. A centrocampo Frisenna, Franco e Giunta. In attacco Rosafi a destra, Zunno centrale e Ragusa a sinistra. Questa sfida si gioca per la terza volta in Sicilia. Nei 2 precedenti una vittoria a testa. All'andata invece 0-2 per gli ospiti con gol di Pacciardi ed Emmausso. Gli avversari fallirono 2 rigori. Arbitra Domenico Mirabella della sezione di Napoli, che l'anno scorso diresse Messina Pescara, finita 1-0 con gol di Balde. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con la nostra informazione ritorna alle 13:30. Una buona giornata e una buona domenica a tutti voi. Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Siccità in Sicilia, adesso trema il turismo, albergatori e operatori preoccupati in vista dell'estate, adesso si temono anche le disdette. Messina fa i conti con gli espropri nella zona dove dovrebbe sorgere il cantiere per la costruzione del ponte sullo Stretto. Da domani al Pala Cultura lo sportello per dare chiarimenti ai residenti. Carlotta Ferlito aggredita a sputi per strada. La ex olimpionica di ginnastica catanese denuncia la sua passeggiata da incubo a Milano e il video fa il giro del web. Il capitano ultimo scopre il volto dopo 31 anni per candidarsi alle elezioni europee. Il carabiniere che arrestò Totò Riina correrà con Cateno De Luca. Nel PD via libera ai nomi di Lupo e Bartolo. Mancano medici e infermieri. 800.000 siciliani rinunciano a curarsi e rimandano gli interventi chirurgici anche a causa delle liste d'attesa infinite. La fotografia del GIM nella giornata mondiale della salute. Tutti al lungomare di Catania per la prima chiusura stagionale al traffico delle auto. In tanti ne hanno approfittato per godersi il mare e il sole caldo di primavera. Musica da cinepanettone e atmosfera anni 80, Gerry Calà ha festeggiato nella sua Catania i 50 anni di carriera. Calcio, solo un pareggio per il nuovo Palermo guidato da Mignani. Al Barbera contro la Sampdoria finisce 2-2. Nel pomeriggio Catania in campo a Francavilla per evitare i play-out, sfida salvezza anche per il Messina che tra poco sfiderà il Monterosi. Buongiorno, ancora buona domenica. Apriamo il nostro telegiornale con l'emergenza acqua, la crisi idrica a Palermo, addirittura preoccupazioni tra cittadini e commercianti. Adesso anche gli albergatori temono disdette da parte dei turisti. Ci fa il punto Marco Gullà. Cambiamento climatico, mancanza di piogge, condotte con l'abbrodo in alcuni punti della città, invasi mal gestiti. La crisi idrica è tutta racchiusa in questi punti. Palermo, la preoccupazione tra i cittadini è reale, soprattutto tra commercianti e titolari di ristoranti, ma anche proprietari di alberghi e B&B. L'incubo disdette dei turisti per la crisi idrica è dietro l'angolo, un po' come è successo l'anno scorso a causa degli incendi. In alcuni quartieri del capoluogo siciliano l'erogazione dell'acqua era stata predisposta già a giorni alterni. Facciamo a giorni alterni, viene l'acqua qua, dovrebbe essere che dovrebbe venire ogni giorno, ma comunque un giorno sì, un giorno no per il momento. L'acqua non c'è ogni giorno, quindi dovrebbe venire ogni giorno. Purtroppo ci sarà una deficienza, come hanno detto, dell'acqua nei piani alti, ci sarà una mancanza molto ridotta. Vado in campagna che ho pure l'acqua pure buona, la vado a prendere là, la porto a casa, o qualche fontana che in zona c'è, che hanno detto che sicuramente li elimineranno pure tutte.
più di prendere, salire sopra non posso fare. Ma c'è chi si è già attrezzato negli anni addietro. Ogni emergenza per quanto concerne il discorso dell'acqua, perché di questa carenza che abbiamo praticamente, perché noi negli anni 90, quando ci fu una crisi idrica diciamo simile, ci siamo organizzati e ci siamo fatti una riserva idrica abbastanza grande, quasi da 5.000 litri d'acqua, quindi diciamo, per noi questa sofferenza non esiste in linea di massima. Bravi loro, ma non tutti hanno avuto la stessa accortezza. In città la paura è che ci possano essere misure ancora più drastiche da parte di AMAP per la gestione dell'acqua e se non pioverà il pericolo sarà assolutamente reale. A Messina, dopo la pubblicazione degli elenchi per gli espropri, c'è preoccupazione. A Torrefaro c'è chi non vuole lasciare la propria casa, mentre da domani alla Palacultura aprirà lo sportello della società Stretto di Messina, che dovrà dare delle risposte ai residenti che potranno vedersi espropriata la casa proprio per la costruzione del ponte sullo Stretto. Il servizio di Francesco Triolo. Probabilmente non ci si rende conto che stanno trasformando un paradiso in un inferno. Le parole dei residenti di Torrefaro, di chi non si vuole ancora arrendere a lasciare la propria abitazione per consentire la costruzione del ponte sullo Stretto nel primo weekend di aprile, soleggiato sul lungomare di fronte allo Stretto. È sempre questo l'argomento più dibattuto. Da domani al Palacultura a Messina sarà aperto lo sportello della società Stretto di Messina per la verifica delle mappe degli espropri in tutta la città, perché il tema è sempre quello: nessuno vuole lasciare la propria abitazione. Per ora parlano di espropri. Che espropri? Quando le faranno questi espropri? Che ce ne dobbiamo andare prima? Dopo 22 anni che siamo qua, è un lavoro di una vita, sono tanti sacrifici. È cresciuto qua, i miei nipoti ora hanno la gioia qua quando vengono qua. Ora ce ne dobbiamo andare. Dove andiamo a finire? Trovo la casa a Messina di nuovo? La preoccupazione di molti è anche quella che, anche se dovesse realmente partire, l'opera non verrà mai completata. Ma il ponte è la inutilità assoluta, quantomeno per noi cittadini, quindi noi siamo nell'incubo, nella spada di Damocle, sì, che la casa venga distrutta, venga demolita, ma anche sul fatto che sia demolita e il ponte non venga realizzato. Intanto da Bruxelles è arrivata la conferma che il governo italiano ha presentato all'Unione Europea la richiesta di cofinanziamento per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. L'ex ginnasta catanese Carlotta Ferlito molestata in pieno centro a Milano da due ragazzini in motorino tra l'indifferenza dei passanti. A raccontare la storia e questa sua triste vicenda è stata proprio la 28enne che si sfoga sui social, dice: mi hanno sputato addosso e nessuno è intervenuto, il video è diventato virale. Allora ve lo raccontiamo in questo servizio di Emanuela Corsi. Io ormai non ho più neanche le facoltà di piangere, ok? Però se le avessi vi farei un pianto nervoso. Aggredita da due giovani in motorino in pieno giorno nell'indifferenza della gente. La protagonista di questa brutta storia è l'ex ginnasta olimpica catanese Carlotta Ferlito, oggi 29enne, che sui social ha raccontato come una semplice passeggiata per le vie del centro di Milano si sia trasformata in un incubo. Mi fermano questi due soggetti, perché non sono persone umane, sono soggetti che non meritano di stare al mondo, col motorino, e mi dicono: oh, mi dai l'Instagram? Io, se te li metti in brutta, non sai come reagiscono, quindi ho detto domani mattina te lo do, tipo così ridendo. Vabbè, a un certo punto questi si fanno insistenti, uno stava scendendo dalla moto, quindi io dico: no, guarda, il semaforo si fa verde, erano due, lui riparte, raga, mi ha sputato, cioè, e io tipo ho fatto così, mi è arrivato sulla mano. Io scioccata, non contenti, ho fatto il giro, io intanto ho attraversato la strada, mi ha sputato di nuovo. In un secondo video postato su TikTok, la Ferlito mostra pure i vestiti sporchi di saliva, aggiungendo che nessuno dei presenti si è avvicinato per assicurarsi che stesse bene. Non dico che devi venire là tipo a pulirmi, no? Però tipo a dire: tutto ok, uno sguardo di conforto, un gesto, nulla. Come se non fosse successo niente, e mi hanno visto tutti. Oggi la 29enne è un influencer da quasi 800.000 follower e proprio ai social ha affidato il suo sfogo per denunciare le molestie subite in pieno giorno sotto gli occhi dei passanti rimasti del tutto indifferenti.
Ancora 24 ore di violenza nel Palermitano, dalla rissa scoppiata sabato in carcere fino all'accoltellamento dopo una lite fra camerieri nella notte. 4 episodi sui quali sono in corso le indagini delle forze dell'ordine a Palermo. Ce ne parla Maglio Viola. Ancora un sabato di violenza e di microcriminalità a Palermo. 4 episodi hanno caratterizzato le ultime 24 ore. Una rissa è scoppiata la scorsa notte fra 2 dipendenti egiziani di un ristorante pizzeria in via Principe di Belmonte, nel centro della città. Nel corso di una discussione, uno dei 2 dipendenti ha colpito con un coltello al volto il collega. L'uomo è stato portato all'ospedale civico, non è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire ai motivi della lite. Dal lato opposto del centro di Palermo, 2 uomini sono entrati armati di pistole e hanno rapinato un negozio di alimentari gestito da cittadini del Bangladesh in Corso Tucoli. I 2 sono arrivati a bordo di una scooter e dopo aver minacciato i dipendenti hanno portato via l'incasso. In via Cavour, poco distante dal Teatro Massimo, invece un giovane è stato rapinato e preso a calci e pugni per strada al centro della carreggiata, mentre transitavano tante auto in mezzo ai passanti. È accaduto tutto intorno alla mezzanotte. Le ultime 24 ore di violenza si completano con una rissa all'interno del carcere del Lucciardone. È successo nella terza sezione, dove alcuni detenuti hanno aggredito un agente nel tentativo di impossessarsi delle chiavi allo scopo di compiere una spedizione punitiva nei confronti di un altro detenuto. Le guardie hanno impedito che la situazione degenerasse, ma 2 agenti sono rimasti contusi e hanno riportato prognosi di 7 e 15 giorni. Adesso parliamo del capitano Ultimo, l'uomo che catturò Totò Riina, che si toglie il passamontagna, la copertura che lo hanno sempre protetto e ufficialmente dopo 31 anni mostra il suo volto. Sarà candidato delle liste di Catena De Luca alle europee, anche insomma, oltre a Catena De Luca, insomma, tutti i partiti dell'opposizione al centrodestra si stanno riorganizzando, mettendo appunto i loro migliori nomi in campo. Il servizio. Dalla lotta alla mafia alla lotta contro il ponte sullo stretto. È una battaglia a tutti i livelli quella che metteranno in campo alle europee i partiti dell'area di opposizione in Sicilia. A 2 mesi dalle elezioni sembrano quasi pronte le liste nel collegio Sicilia e Sardegna. A fare rumore la candidatura dell'ormai leggendario capitano Ultimo, che ha scelto di metterci letteralmente la faccia scendendo in campo con la lista dei 21 movimenti messi insieme da Catena De Luca. Dopo 31 anni tolgo la protezione al mio volto. L'ultima mia difesa dalla mafia. Lo faccio perché a viso aperto voglio continuare a servire il popolo italiano. Toglie dunque la protezione al suo volto Ultimo. Catena De Luca è certo di sfondare il tetto del 4% a livello nazionale e dunque poter eleggere deputati al Parlamento europeo. Contano di poterne portare 2 in Europa invece i 5 Stelle, che rispondono sul fronte antimafia con la candidatura di Giuseppe Antoci, ma al Click Day ci sono anche uomini storici del movimento come l'ex sindaco di Bagheria Patrizio Cinque, che pur candidato col simbolo delle 5 Stelle alle europee appoggia invece senza simbolo un candidato sindaco civico nella sua città, l'ex sindaco di centrodestra Pino Africano. È invece una battaglia contro il ponte sullo stretto quella del PD, che porta uno dei 2 deputati uscenti, avendo perso il secondo che ha aderito a Forza Italia, e ritorna a candidare un esponente storico rimasto alla finestra alle regionali. Pietro Bartolo e Peppino Lupo rappresentano un punto di forza della proposta del Partito Democratico siciliano. Certamente un altro uomo dovrà venire fuori dalla Sicilia orientale. In queste ore stiamo intensificando l'istruttoria e speriamo di definirla presto. Sulle donne, oltre alla nostra segretaria nazionale, che speriamo sia della partita perché è emersa questa richiesta di candidatura in modo fortissimo e unanime da tutto il partito regionale. A chiudere il percorso ci sarà poi una donna, esponente del messinese, anche se ancora questo percorso di scelta non è stato ultimato. Oggi è la giornata mondiale della salute, un'occasione per lanciare l'ennesimo grido d'allarme sul sistema sanitario, sugli investimenti che mancano e sulla riorganizzazione del sistema stesso. Una richiesta a gran voce fatta anche dai sindacati che dicono in Sicilia è negato il diritto alla salute. Il servizio è di Tonino De Mana.
Più ospedali, meno affari. Mentre si celebra la giornata mondiale della sanità nel messinese, si leva alto il grido d'allarme di migliaia di cittadini alle prese con un sistema sanitario che non garantisce cure adeguate ed assistenza. Arretrano il Mezzogiorno e la Sicilia con troppe disuguaglianze da nord a sud, come denuncia l'Ordine dei Medici. Nell'ultimo rapporto GIMB sono 800.000 i siciliani che hanno rinunciato a curarsi, con liste d'attesa di mesi per banali interventi chirurgici. È un fiume in piena il segretario confederale regionale CGIL Francesco Lucchesi. Siamo la terza regione per immigrazione sanitaria, siamo una regione in cui mancano 1500 medici. Gli investimenti del PNRR ancora non hanno visto la luce nella stragrande maggioranza della Sicilia. Abbiamo pronto soccorso che funzionano solamente 12 ore al giorno e pronto soccorso che sono chiusi ormai da anni. Gli investimenti anche per implementare le terapie intensive non sono stati utilizzati nonostante i soldi siano stati appaltati durante il periodo del Covid. Cure, prevenzione e quindi diritto alla salute che in Sicilia non sono garantiti. I sindacati, la CGIL in primis, chiedono di aggiungere almeno 5 miliardi al Fondo Nazionale e alla Regione, una riorganizzazione attesa da troppo tempo. E nella giornata mondiale della sanità, assemblee permanenti sono in corso a Palermo, Milazzo, Barcellona e Lipari, dove tagli e assenza di investimenti non lasciano dormire sonni tranquilli. A Messina scattate 45 denunce in un mese e mezzo per abbandono dei rifiuti, tra gli zozzoni anche un avvocato beccato dalle fototrappole installate dal comune. Servizio di Francesco Triolo. A Messina è tolleranza zero per gli incivili. Le 100 fototrappole installate dal comune da Messina Servizi nell'ambito della campagna Ma chi te lo fa fare hanno immortalato 45 incivili in 45 giorni, una denuncia ogni 24 ore. Emblematico il caso di un incivile che aveva effettuato 2 viaggi in pieno giorno, il primo a bordo di un motorino e il secondo con un'auto. E tra gli zozzoni c'è anche un avvocato intento ad abbandonare i rifiuti sui colli Sarrizzo, tanto che i vigili urbani non credevano ai loro occhi quando nei tabulati è apparso il nome di un noto legale. Quando si sono presentati a casa sua ha provato a giustificarsi dicendo che era la prima volta che faceva una cosa del genere perché non era riuscito a smaltire regolarmente una certa quantità di plastica e di materiale proveniente dalla pulizia di un giardino. Per gettare quei rifiuti aveva scelto uno dei posti più suggestivi di Messina, i Colli Sarrizzo, il polmone verde della città che stava diventando una discarica a cielo aperto. Lì, un paio di mesi fa, agenti della polizia municipale avevano individuato 2 svuotacantine intenti a scaricare materiale di ogni genere e persino amianto. Tra il materiale anche i quaderni scolastici ed i libri di un ragazzo che hanno consentito di risalire a chi aveva affidato incautamente il materiale da smaltire a uomini senza licenza né scrupoli. E adesso cambiamo argomento, è tornato il Lungomare Fest a Catania da questa domenica con la pedonalizzazione e gli eventi di animazione organizzati sul litorale etneo. Tra passeggiate, sport, tante iniziative hanno coinvolto cittadini e turisti. È andata per noi Simona Mazzone. Torna il Lungomare Fest, 2 domeniche alternate al mese fino a giugno, poi riprenderà a settembre. Una giornata interamente dedicata alle passeggiate all'aperto, allo sport e alle tantissime attività offerte negli stand. E poi bancarelle con prodotti dell'artigianato, punti informativi dedicati allo sport e libri in circolo, la biblioteca mobile e tantissime attività dedicate ai bambini. Stai dipingendo un aereo tutto azzurro, ma come mai questo colore? Perché è il colore dell'aereo di mio padre. Un cagnolino tutto marrone, ma cos'è, un bassotto? Sì. Tu ce l'hai un cane a casa? No, ho un gatto. Passeggiate, un giro per i giochi della Bambinopoli e tanto sport. Tutti i ragazzini che vengono a provare le varie discipline che abbiamo proposto per questa domenica, ne proporremo altre per le prossime domeniche, credo che sia una bella cosa. È una giornata meravigliosa oggi, divertente, piacevole, con gli amici. Una domenica senza auto o quasi, da trascorrere all'aperto grazie anche alle temperature favorevoli a dir poco estive. Sembra veramente estate, c'è un caldo pazzesco, i bambini si divertono, bello. È un'occasione di libertà, un po' di aria aperta all'aperto, con una giornate stupende. Beh, è un'occasione magari per stare con i bambini, senza le auto. In una domenica così soleggiata, perché non approfittarne e fare un tuffo a mare? Tantissimi sono i catanesi e anche qualche turista che ne stanno approfittando per fare un bagno a San Giovanni di Cuti. Com'era l'acqua? L'acqua era molto fredda, appena entri è fredda ma poi è bellissima, ti rigenera.
Intramontabile come le battute dei suoi film cult, coinvolgente come i tormentoni musicali degli anni '80 e liscio poi come tutti i catanesi. Lui è Jerry Calà, che è tornato nella sua città natale per festeggiare i 50 anni di carriera in un live show da tutto esaurito. È data per noi Eva Spampinato. Ogni volta che torno qua comunque sento il richiamo della terra che mi ha dato i Natali, hai capito? Posso dire una cosa siciliana? Minchia! La travolgente simpatia di Jerry Calà ha conquistato il pubblico siciliano nell'unica tappa del suo live show, tra musica evergreen, battute da cinepanettone e risate all'italiana. Simbolo indiscusso dei ruggenti anni '80, Jerry abbraccia un pubblico trasversale perché i suoi cult movie sono un patrimonio che si tramanda di padre in figlio, come alcune delle sue battute. L'estate non è una stagione, ma uno stato d'animo. Lui, che è nato in via Plebiscito nel cuore di Catania, probabilmente deve anche alla nostra città quel pizzico di follia e liscia che lo ha fatto entrare nel cuore degli italiani. Infatti mia nonna me lo diceva sempre, che si liscio figlio. Le prime battute, i primi sketch li ho ideati proprio quando venivo qua in vacanza. Facevamo imitazioni di cantanti, di gente che trovavamo per strada. E del Sud apprezza soprattutto. C'è proprio un grande rispetto, una grande cura degli anziani, dei nonni, e questa è una cosa che mi è sempre piaciuta molto e che ho cercato di trasmettere a mio figlio, anche perché fra poco sarò anzianissimo anch'io, quindi voglio che mi tratti bene, insomma. Sul palco della Nudogana un medley di canzoni più significative degli ultimi 50 anni. Lui che è riuscito a realizzare il sogno di rimanere giovane per sempre, perché in fondo non sono bello, piaccio. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, subito dopo un'ampia pagina di calcio. Ora bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio. Mi aspettavo di più, queste sono le parole del allenatore del Palermo Michele Mignani sul suo esordio contro la Sampdoria. I rosaneri hanno pareggiato 2-2, tante cose da rivedere per il Palermo che oggi però brinda all'inaugurazione del centro sportivo di Torretta. Marco Gulla. Il Palermo è ripartito anche se con un pareggio, ma ha comunque mosso la classifica. Esordio agrodolce per il neoallenatore Michele Mignani contro la Sampdoria, 2-2 e tante cose da rivedere, soprattutto tra difesa e centrocampo. Anche ieri una gara di alti e bassi, con la Samp avanti, poi ribaltata e alla fine 2-2 con il bel gol di Darboe. Le reti di Brunori su rigore e poi Mancuso avevano illuso, come già successo in altre occasioni. Mignani non ha la bacchetta magica e in 4 giorni non poteva cambiare la squadra. La lista delle occasioni sciupate per il Palermo si allunga, adesso l'obiettivo è quello di centrare i playoff e respingere le squadre che corrono dietro, come il Brescia. Credo che questa sia una squadra che possa esprimere qualcosa in più sotto tutti gli aspetti, però in questo momento evidentemente quello che siamo riusciti a proporre oggi è quello che riusciamo a proporre, dobbiamo lavorare velocemente per cercare di migliorare questa situazione. Ho visto un pochino di timore, un pochino di paura nei ragazzi che poi verso la fine della partita si sono sciolti e questo diciamo è il lato più positivo. Ma oggi per il Palermo è una giornata storica, è stato infatti inaugurato il centro sportivo di Torretta, il primo di tutta la storia rosanero, sfilata di ex calciatori come Pastore, Amauri, Brienza e la Grotteria. Il club brinda al nuovo centro che sarà una casa all'avanguardia. Adesso andiamo in Serie C per parlare del Catania che andrà a caccia di punti salvezza contro la Virtus Francavilla. L'allenatore Zeoli chiede la massima concentrazione per evitare lo spettro, l'incubo dei play-out. In attacco fiducia all'eroe di Coppa Italia, Costantino. Il servizio di Tonino De Mano. Dall'entusiasmo per la vittoria della Coppa Italia alla dura realtà del campionato, con il Catania costretto a fare ricorso alla matematica e a stringere i denti per evitare play-out.
La vittoria del Monopoli sul campo del Giuliano riapre il discorso salvezza e coinvolge direttamente gli uomini di Zeoli, agganciati in classifica proprio dai pugliesi, e con la Turris che ospita l'Avellino a -2. Numeri alla mano, la squadra etnea non può concedersi passi falsi al cospetto di una Virtus Francavilla all'ultima spiaggia e che oggi si giocherà le residue speranze di salvezza, che poi eventualmente passeranno dalla lotteria dei play-out, che deve assolutamente evitare il Catania perché vedrebbe vanificato il diritto di disputare play-off promozione avendo vinto la Coppa Italia di Serie C. Zeoli, navigato uomo di calcio già dal fischio finale della gara contro il Padova, ha chiesto il massimo impegno al gruppo. C'è da gestire l'entusiasmo e al tempo stesso restare concentrati perché dalla trasferta di oggi non si può tornare a casa a mani vuote. I 120 minuti ad altissima intensità di martedì scorso potrebbero indurre Zeoli a fare delle valutazioni nella scelta dell'11 da opporre alla Virtus. Per questo motivo Di Carmine dovrebbe partire dalla panchina, analogo discorso per Zammarini, uscito stremato dalla battaglia contro i Veneti di Torrente. Sicuri assenti Cicerelli e Furlan, fermati dal giudice sportivo. In attacco una maglia sicura per l'eroe di Coppa Rocco Costantino, che potrebbe essere affiancato da Cianci qualora si opti per il 3-5-2. Alla Nuova Arredo Arena, terreno in erba sintetica, dirige Centi di Terni. Virtus Francavilla Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio a partire dalle ore 18. Poi è previsto un ampio post partita con interventi da studio ed interviste ai protagonisti. E a proposito di Coppa Italia di Serie C, il questore di Padova ha emesso altri 11 DASPO, 6 della durata di 10 anni, 4 di 5 anni e 1 della durata di 3 anni nei confronti degli ultra rossoazzurri coinvolti nei tafferugli durante la gara contro il Padova del 19 marzo scorso. I provvedimenti sono stati emessi dopo approfondimenti delle indagini da parte della Digos. Adesso ci occupiamo del Messina, che oggi giocherà una partita fondamentale in chiave salvezza. Al Franco Scoglio arriverà il Monterosi. Assenti gli squalificati Emma Usso e Polito, convocati Lia e Ortisi. Ci dice tutto Sergio Colosi. 3 punti per nulla banali. Oggi il Messina può quasi chiudere il discorso salvezza oppure complicarlo. A sua volta il Monterosi, in considerazione del ritardo accumulato da chi lo precede, ha l'obiettivo massimo di raggiungere i play-out. Quanto basta per un pomeriggio di alta tensione al Franco Scoglio, con i giallorossi che non vincono da 36 giorni e i laziali in ripresa ma penultimi e staccati dalle dirette concorrenti. Senza gli squalificati Emmausso e Polito, nella lista dei 24 convocati ci sono Lia e Ortisi, reduci da infortuni. Modica propone il 4-3-3 con Fumagalli in porta, bucato 7 volte nelle ultime 2 gare. In difesa tornano Manetta e Pacciardi centrali, con Salve e Dumbravano ai lati. A centrocampo Frisenna, Franco e Giunta. In attacco Rosafi a destra, Zunno centrale e Ragusa a sinistra. Questa sfida si gioca per la terza volta in Sicilia. Nei 2 precedenti una vittoria a testa. All'andata invece 0-2 per gli ospiti, con gol di Pacciardi ed Emmausso. Gli avversari fallirono 2 rigori. Arbitra Domenico Mirabella della sezione di Napoli, che l'anno scorso diresse Messina Pescara, finita 1-0 con gol di Balde. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di domenica a tutti.